A poco più di un anno dalle elezioni amministrative che a Rossano Veneto hanno decretato la netta vittoria di Marco Zonta con quasi il 61% dei voti, la maggioranza alla guida del comune si spacca con una decisione clamorosa del primo cittadino. Con un decreto firmato nella serata di lunedì 7 ha revocato le deleghe di vice sindaco e assessore a Morena Martini. Questa decisione, sicuramente sofferta, è maturata dopo una lunga riflessione ed era oramai inevitabile. Con il resto della Giunta stiamo già lavorando per dare continuità all'operato di questa amministrazione e nei prossimi giorni avrò modo di confrontarmi anche con gli altri consiglieri. Conto di trovare in loro il giusto senso di responsabilità che il nostro comune e i nostri concittadini meritano. Nelle prossime ore procederò anche alla nomina del nuovo vice sindaco. Per ora invece i referati di urbanistica e lavori pubblici rimarranno in capo a me. Tutto partirebbe, a quanto scrive Zonta in un comunicato, il 28 settembre, dal segnale di far mancare il numero legale in Consiglio Comunale con un tentato boicottaggio di una seduta che avrebbe potuto mettere a rischio il contributo PNRR destinato all'ampliamento dell'asilo nido. Poi c'è la questione della piazza, dove non sono arrivate manifestazioni di interesse per la locazione dei futuri stabili. Qui, scrive Zonta, i lavori che sembravano interamente finanziati sono risultati in parte scoperti, con la sottolineatura che il progetto della piazza è stato interamente seguito dalla Martini in questo e nei precedenti mandati e che ci sarebbe un clima di contrapposizione tra cittadinanza e amministrazione. Inoltre, riferisce per iscritto il sindaco, l'assessore Trentin avrebbe ricevuto una richiesta avanzatagli dalla Martini di unirsi a quello che lei ha definito il suo gruppo per promuovere una dimissione di massa con l'intento di porre fine all'amministrazione. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.